Il TAR dà ragione al Comune, l'abbattimento dei tigli di via Feltre è legittimo. L'ordinanza, pur inserendosi nella fase cautelare del giudizio, affronta nel merito le contestazioni sollevate e ne esclude la fondatezza, riconoscendo la correttezza del percorso amministrativo seguito dal Comune. Questo ci permette di affermare la bontà del progetto e il rispetto del progetto di tutte le leggi in vigore e soprattutto dare anche una risposta al benefattore che ha sostenuto con 3 milioni e 100 questo progetto e che in questo periodo ha sostenuto tutte le strumentazioni che sono state fatte. Il Tribunale esclude inoltre la presenza di un vincolo storico ex legge sull'attuale assetto di via Feltre e sulle alberature esistenti, osservando che la sistemazione della strada e la piantumazione dei tigli risalgono alla metà degli anni 60 e non rientrano pertanto nella disciplina richiamata nel ricorso presentato da Italia Nostra. Da domani in poi questo progetto proseguirà nella sua forma originale e entro un anno darà a questa nostra città una via Feltre nuova, bella, con l'alberatura verde e soprattutto sicura a tutti i pedoni, a tutti i ciclisti e a tutti gli automobilisti. L'ordinanza richiama le relazioni e gli studi acquisiti dal Comune ritenendo ragionevole la scelta di procedere con una riqualificazione complessiva dell'asse viario, finalizzata a risolvere criticità stratificatasi nel tempo e a garantire una nuova sistemazione del verde urbano, che non viene eliminato ma riorganizzato attraverso nuove alberature e soluzioni progettuali pensate per assicurare migliori condizioni di sviluppo e una maggiore sostenibilità nel lungo periodo, delusi ovviamente i ricorrenti. Pensiamo che non siano state approfondite e comprese le nostre motivazioni. Noi stiamo valutando se è il caso di continuare nel merito o meno. Noi diciamo solo che si è persa un'occasione cioè il Belluno dimostra di essere sempre indietro rispetto al resto del mondo, laddove si fanno degli interventi che sono rispettosi di quella che è anche la richiesta ormai in Europa, il Nature Restoration Law, che prevede di conservare il verde, conservare le infrastrutture verdi, di mantenerle e di crearne di nuove. E invece a Belluno cosa si fa? Si distruggono le infrastrutture verdi che ci sono per metterne altre che non hanno lo stesso potere.